La Regione rischia di dover restituire a Bruxelles poco meno di 600 milioni, frutto di due diversi procedimenti sanzionatori dell'Unione Europea, e Antonin Groia ora annuncia un'iniziativa per provare a spostare il danno economico su politici e amministratori che negli ultimi 10 anni hanno gestito i fondi europei destinati a formazione informatica e sui privati che avrebbero beneficiato di irregolarità. L'ex PM, oggi alla guida di Sicilia e Servizi, ne ha parlato con Raffaele Cantone, presidente dell'Agenzia Nazionale Anticorruzione. Sul tavolo c'erano i dubbi dell'agenzia sugli affidamenti che nel 2005, sotto il governo Cuffaro, furono fatti ai privati, all'epoca soci della partecipata che gestisce l'informatica della regione. Da un bando che prevedeva uno stanziamento di 50 milioni, ha ricordato Ingroia nell'incontro con Cantone, si è passati ad affidamenti diretti per oltre 200 milioni. Soldi che anche l'Olaf, il nucleo antifrode di Bruxelles, contesta e che ora la Regione potrebbe essere chiamata a restituire. In sintesi, la Regione dovrebbe restituire quasi tutto ciò che ha speso per creare quello che oggi è Sicilia e Servizi, perché il finanziamento ai privati, Venture, è finito sotto la lente di ingrandimento di anticorruzione ed Unione Europea.